Bianca, lo annuncia il presidente Luca Zaia, ma la crescita dei contagi è inesorabile. A dicembre è inevitabile il passaggio di fascia a rischio. Le nuove norme sul Super Green Pass eviteranno le chiusure generalizzate. Ragazzi accalcati in zona Fiera Verona per l'evento sull'orientamento professionale, è dovuta intervenire la polizia locale. Il sindaco Sbuarina, situazione inaspettata, il momento critico all'ingresso. Migliaia di studenti rischiano di rimanere a piedi solo nella Marca trevigiana con l'introduzione delle nuove regole anti-Covid. Uno tsunami sta per investire il trasporto pubblico locale. Qualsiasi cosa pur di salvare il Natale e le imprese, così Confcommercio Veneto sul Super Green Pass previsto nel nuovo decreto, però dice bisogna fare attenzione sugli aumenti che colpiranno l'economia. Festività natalizie, ma anche tutto l'avvento con la mascherina obbligatoria per chi passeggerà per il centro di Padova. Come annunciato, il sindaco Giordani firma l'ordinanza. Infrastrutture, quanto potrebbe portare il piano di ripresa e resilienza in Veneto. Oggi l'incontro organizzato da Confindustria, da cui è emerso che il trasporto aereo riceverà poco o nulla. Giornata contro la violenza sulle donne, cerimonie e iniziative di sensibilizzazione in comuni grandi e piccoli. I dati forniti dalle forze dell'ordine e dai centri antiviolenza confermano l'aumento delle richieste di aiuto. Il Veneto dunque è in zona bianca. Buonasera, ben ritrovati. L'informazione che ci porta a raccontare tutte le notizie che arrivano dalla nostra regione. Siamo in zona bianca, ma l'aumento dei contagi, come ha detto oggi il presidente Luca Zaia, è inesorabile, così come la crescita dei posti letto occupati da pazienti Covid negli ospedali del Veneto. Crescita seppur lenta, ma c'è, ed è quasi ovvio che anche la nostra regione, così come il Friuli Venezia Giulia, passerà nella zona più a rischio. Non c'è assolutamente da dormire sonni tranquilli. Non voglio allarmare nessuno. Abbiamo ovviamente ancora zona bianca, però è pur vero che ci stiamo avviando in una situazione di zona gialla e adesso non so i tempi, ma direi che forse un paio di settimane ancora saranno di zona bianca. 2 settimane alla zona gialla, non molto di più alla zona arancione se i contagi continueranno a crescere a questo ritmo. Il presidente del Veneto Luca Zaia lo dice chiaramente: 2066 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 8 decessi. Da luglio Zaia chiedeva al governo di decidere sulla terza dose. La somministrazione è stata autorizzata tardi e ora c'è la corsa a recuperare. È di queste ore il via libera dal 1° dicembre anche per gli over 18. Il nuovo decreto che contiene il discusso Super Green Pass entrerà in vigore quando dunque anche il Veneto lascerà la zona bianca per passare a giallo e poi arancione. La zona arancione non è che è distantissima, è probabile che noi ci arriviamo magari a dicembre, a metà dicembre o a Natale, non lo so, se continua così. Nella zona arancione è prevista la chiusura dei confini comunali, cioè si esce solo dal confine comunale per lavorare, chiusura di bar, di ristoranti e tutta una serie di altre attività. Ecco, con questo Super Green Pass non si chiude più. Nodo da sciogliere invece è quello dei trasporti. Con il Green Pass obbligatorio sui bus, come andranno a scuola i ragazzi? Agli studenti intanto l'invito di valutare la vaccinazione, però dico anche che bisogna garantire agli studenti la possibilità di avere libertà di movimento rispetto alle attività che sono necessariamente correlate al tema della scuola. Il trasporto per andare a scuola non è bypassabile. Su questo il Veneto ha interpellato il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità e attende una risposta. Il decreto, dice Zaia, ha dei vulnus che vanno sanati, ma anche diversi aspetti positivi. Abbiamo scongiurato il Super Green Pass sotto i 12 anni, e questo è un dato di fatto perché comunque era nell'aria la volontà di applicarlo anche ai bimbi e ci siamo battuti per questo. EMA ha intanto autorizzato la somministrazione del vaccino Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni. Saranno i genitori ora a decidere. Il governatore ribadisce solamente ciò che sostiene da sempre. I bambini non è che li possiamo considerare responsabili della pandemia e quindi dovete vaccinarli per mettere in sicurezza gli adulti. Prima farei un grande appello agli adulti che si vaccinino. A Verona ora con il Giove Orienta, 30ª edizione, questa mattina all'inaugurazione si sono verificati dei pericolosissimi assembramenti, situazione denunciata anche dagli stessi studenti che hanno postato foto e video su Instagram. Ha risposto il sindaco di Verona Federico Sbuarina. Io sono andato questa mattina all'inaugurazione, sono arrivato poi all'inaugurazione è stata un po' più tardi e poi ho visto anch'io queste foto. Devo dire, allora, da una parte vuol dire che poi sono stato anche più tardi all'interno dei padiglioni dove non c'è una situazione come quella lì e dove devo dire che tutti i ragazzi portano assolutamente la mascherina, anche perché è presidiato, tra l'altro ci sono gli stand della polizia, dei carabinieri, della polizia locale, della protezione civile, quindi è vero che, e questo adesso l'ho già detto alla fiera,
questa mattina certo il momento dell'ingresso è un momento un po' particolare da gestire probabilmente meglio, perché i ragazzi arrivano con i pullman, arrivano con i treni, arrivano tra l'altro anche da fuori Verona, e il momento dell'ingresso è il momento in cui si è generata quella situazione, perché poi in realtà all'interno, tra l'altro, la fiera è talmente grande, talmente vasta, abbiamo fatto anche Fiera Cavalli negli ultimi fine settimana con 100.000 persone, non ci sono stati problemi, che dobbiamo avere la massima attenzione quotidiana, ed è il motivo per cui ogni giorno, su ogni singolo evento, su ogni singola questione, poi bisogna sempre migliorare, perché ci troviamo ad affrontare delle situazioni che talvolta magari non te le aspetti con quelle caratteristiche, quindi bisogna intervenire subito per fare in modo che il giorno dopo la situazione sia sicuramente migliore. Intanto Verona Fiere ha fatto sapere di aver sospeso il responsabile della sicurezza per quanto accaduto e che avete visto nelle immagini. Restiamo a parlare di ragazzi perché sono migliaia a rischio di rimanere a terra solo nella Marca con il nuovo decreto che vuole il tampone per salire su autobus e corriere. Sentite. C'è un problema come vanno a scuola i ragazzi, quindi non tutti sono vicini al plesso scolastico, quindi hanno delle difficoltà oggettive anche i genitori di portarli a scuola. E poi c'è un problema anche organizzativo dell'azienda, perché anche noi abbiamo delle preoccupazioni dovute al fatto che all'incirca il 30% degli over 12, mi sembra, non siano vaccinati, e questo è un altro problema. Migliaia di ragazzi rischiano di rimanere a terra. Questa è la prospettiva a partire dal 6 dicembre, quando per viaggiare sui mezzi di trasporto locale servirà il Green Pass semplice, quindi essere vaccinati o tamponati. Centinaia le richieste al telefono via mail pervenute in queste ore alla MOM da genitori allarmati. Da qui la sollecitazione di Coladon al governo. Quello che mi preoccupa è capire le linee guida, capire quali sono le indicazioni e darle correttamente a chi poi utilizzerà anche il mezzo pubblico. Che il nodo sia delicatissimo, lo ammette lo stesso prefetto di Treviso. In ballo d'altronde c'è il diritto all'istruzione e il coinvolgimento delle famiglie nel percorso di vaccinazione, anche quelle più restie. È chiaro che bisognerà operare con gli strumenti che ci sono e quindi laddove non c'è un obbligo bisognerà anche capire, sì, si potrà lasciare il ragazzo a piedi, ma insomma anche questo avrà sicuramente dei risvolti non positivi, quindi speriamo che anche questo sia un modo per convincere magari qualche genitore riluttante a fare questa scelta. Sempre collegato al mondo della scuola l'obbligo vaccinale per gli insegnanti, prospettiva che nella Marca non dovrebbe però avere ripercussioni pesanti. Ci sono naturalmente quella frangia di docenti che non si è vaccinata, che continua a non vaccinarsi, che non fa neanche tamponi e che ha deciso appunto di non continuare con l'attività scolastica, però è molto residua come percentuale, quindi non credo che questo possa portare ad un blocco. Ma più in generale c'è la questione dei controlli anche per il Green Pass rafforzato, con il governo che ha chiesto espressamente una mobilitazione delle forze dell'ordine in maniera totale. Vedremo come approntare questo, si parla di un piano di controlli, vedremo un attimino, ovviamente teniamo conto anche delle forze disponibili. Non sarà facile fare controlli a tappeto evidentemente, quindi si spera sempre nel buon senso degli operatori economici, quindi di coloro che devono in primis verificare che chi entra abbia il Green Pass, il nuovo Green Pass. Super Green Pass, allora sentiamo quali sono state le reazioni del mondo del commercio. Noi siamo preoccupati, ma però diciamo che dobbiamo fare tutto quello che può servire per salvare il Natale, che per noi è un periodo importantissimo e ne vale del 30% del nostro fatturato. Quindi Super Green Pass, mascherine all'aperto, tutto quello che può servire per dare la tranquillità ai nostri clienti, ma soprattutto anche ai nostri imprenditori, noi lo condividiamo, insomma. C'è poco da fare. Soddisfatto il presidente di Confcommercio Veneto per l'adozione del Super Green Pass che impedirà ai non vaccinati di avere accesso a bar, ristoranti, cinema, palestre, piscine. Pur che il Natale si salvi, dice. Noi chiediamo solo di poter esercitare la nostra attività in tranquillità. Noi siamo imprenditori, dobbiamo assolutamente programmare le nostre attività, dobbiamo fare gli acquisti, dobbiamo prepararci. Non possiamo pensare a come l'anno scorso quando siamo stati in zona rossa. Per noi sarebbe un dramma e vorrebbe dire un numero importante di imprese, e parlo di numeri a doppie cifre, che chiuderebbero definitivamente. Bertin non nasconde però delle preoccupazioni.
per noi è una grandissima preoccupazione, non è che la viviamo come per dire beh dai via, intanto andiamo avanti, noi la viviamo con estrema preoccupazione, non abbiamo altra scelta dopo, d'altronde non è che possiamo scegliere o. Noi dobbiamo subire quello che ci viene ordinato dal governo. Tutto pur di salvare il salvabile, dunque, tenendo presente la spada di Damocle degli aumenti che peserà notevolmente sulle famiglie. La guerra della pandemia l'abbiamo e la stiamo vivendo. Chiaramente questo ha comportato tutta una serie di aumenti delle materie prime, perché tantissime, è una cosa mondiale, tantissime imprese si erano fermate e quindi adesso devono rimettersi in moto, e questo ha comportato una serie di aumenti delle materie prime impressionante e quindi non so se questo poi si ritornerà a un regime come quello di prima, ho dei seri dubbi su questo. Questo ha generato tutta una serie di situazioni che diventano preoccupanti per l'economia proprio del nostro, anche se i dati dicono che il PIL è aumentato, l'esportazione è aumentata, però dopo se noi guardiamo la vita reale, la vita quotidiana, vediamo che tutte le difficoltà le respiriamo tutti i giorni, è inutile. Ora la parola va ai cittadini, come hanno reagito alla notizia del Super Green Pass. Siamo andati a Bassano del Grappa. Super Green Pass, lei che cosa ne pensa? Pienamente d'accordo. Come mai? Perché è un dovere di tutti i cittadini fare questa cosa. Serve solo dare più libertà ai cittadini che si sono vaccinati. Che va benissimo, se vogliamo salvarci penso che non ci sia altra strada. Io non sono un immunologo, un virologo, mi fido della scienza. Sono molto favorevole perché penso che vaccinarsi, anche completando tutte le vaccinazioni, sia un dovere civico nei confronti di una comunità che comunque sta facendo dei grandi sacrifici. Abbiamo passato una pandemia, ancora ci siamo ed è penso un dovere proprio vaccinarsi a tutela nostra e a tutela degli altri. Sono super contraria. Come mai? Mi dica. Io sono una non vaccinata. Quindi lei, la sua vita sarà un po' più ristretta dal 6 dicembre? Tanto prima o poi finirà. Io sono d'accordo, comunque. Io sono vaccinata eppure dobbiamo essere tutti responsabili. Festività natalizie ma anche tutto l'avvento con la mascherina obbligatoria, come promesso a Padova il sindaco Sergio Giordani ha firmato l'ordinanza. Ordinanza firmata. Il sindaco di Padova ha sottoscritto il provvedimento che obbliga tutti, da venerdì 26 novembre fino al 31 dicembre, a indossare la mascherina all'aperto tutti i giorni e a tutte le ore in centro storico. Io penso di aver fatto la cosa giusta, mi sono consultato ovviamente con le sanitarie. Siamo tutti preoccupati perché è aumentata di 5 volte il contagio, nonostante siamo al 92% di persone vaccinate e di conseguenza dobbiamo stare attenti. Padova è una città stupenda, io aspetto tanta gente a Padova in sicurezza perché è vitale che siamo sicuri sotto l'aspetto sanitario. Un'ordinanza emessa a ridosso del Black Friday, dell'accensione di luminarie e albero natalizio comunale, escluse dal provvedimento le aree del Santo, di Prato della Valle, di Corso Umberto I e di Corso Milano. È il listone la cosa che preoccupa, perché sabato e domenica non si passava, non riusciva a passare, è questo che preoccupa. Però abbiamo preso il muro del 300, la parte piccola, proprio per cercare di contingentare il più possibile. La questura ha assicurato l'impiego di pattuglie in servizio dedicato al rispetto dell'uso corretto della mascherina, ma non mancherà il quotidiano impegno nella repressione del crimine. Sto qui da un mese, appunto oggi è un mese di presenza a Padova. Mi pare di poter dire che la comunità è collaborativa, è corretta e quindi credo che anche in questa circostanza lo dimostrerà. Incontro di Confindustria Veneto, si parla di recovery ma anche di infrastrutture. C'è un grande assente, ovvero tutto il sistema aeroportuale del Veneto. La denuncia arriva proprio dal presidente di Save, Enrico Marchi.
PNRR, quali sono le opportunità per il Veneto dal punto di vista infrastrutturale e di intermodalità? Il forum organizzato da Confindustria a 9 mesi esatti dal lancio della piattaforma che aveva il compito di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti. 2 i punti chiave emersi: l'importanza del settore della logistica che il Covid ha azzoppato imponendo al sistema produttivo del Nord-Est una brusca frenata, e poi la digitalizzazione dei processi. Solo il porto di Venezia ha in saccoccia opere per 170 milioni tra interventi di carattere ferroviario, di bonifica e di infrastruttura digitale. Poco o niente invece è previsto per il sistema aeroportuale. Lo ha annunciato oggi il presidente di SAVE Enrico Marchi, non nascondendo la sua delusione. Dovrei dire grazie per l'invito, ma questo non ci riguarda e non avrei neppure dovuto partecipare. Scherzi a parte, sembrerà strano, ma con grande sorpresa il PNRR trascura completamente il sistema del trasporto aereo. Marchi riporta le parole del ministro: investire sul trasporto su gomma o aereo significa andare contro gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Gli fa eco il presidente Enrico Carraro: scelta miope sul trasporto aereo, e allo studio anche l'utilizzo dell'idrogeno. Tutti gli aeroporti e SAVI in primis sono impegnati nella decarbonizzazione, nello sviluppo degli investimenti. Certo, non possiamo fare tutto da soli. Mi sembra miope e palesemente priva di strategia una politica che si esaurisce nell'obiettivo di limitare il traffico aereo, di sostenere lo sviluppo del sistema aeroportuale. Aeroporti che hanno perso a causa del Covid 3 miliardi di euro di fatturato, nonostante costituiscano il 3,6% del PIL italiano. A rischio per il 2026, altra paura del presidente Marchi, in concomitanza con le Olimpiadi invernali, il collegamento con l'aeroporto che si innesterebbe nella linea ferroviaria Mestre-Trieste. Andiamo in pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, ripartiamo dalla Marca trevigiana, teatro di numerosi furti. Nelle ultime settimane i carabinieri stanno presidiando le zone più colpite, ma spiegano serve l'aiuto dei cittadini. Intanto a San Polo un cittadino, pensate, ha messo sui social le immagini dell'irruzione nella sua casa. Da Mogliano a San Polo, da Montebelluna a Vittorio Veneto, in tutta la provincia si sono registrati raid di furti e tentati colpi nelle abitazioni. Un periodo dell'anno questo dove maggiormente i ladri entrano in azione. I carabinieri hanno messo in campo numerose pattuglie che presidiano giorno e notte il territorio. Stiamo mettendo in campo come comando provinciale di Treviso tutta una serie di risorse anche aggiuntive. I nostri carabinieri, i nostri colleghi del 4° battaglione di Mestre in questo ci stanno dando supporto, soprattutto nelle zone della provincia che in questo momento risultano essere le più colpite. È fondamentale, spiega il tenente colonnello Turrini, avere la collaborazione dei cittadini. È fondamentale la collaborazione dei cittadini, quindi l'invito è proprio quello di segnalare al 112 eventuali presenze sospette in modo che da poter intervenire sia con un'attività proprio di contrasto sul momento in flagranza, sia con un'attività di prevenzione, perché ovviamente sulla base delle segnalazioni possiamo orientare le nostre pattuglie presenti sul territorio nella zona interessata in quel momento da queste scorrerie. A San Polo e nei comuni limitrofi i ladri hanno fatto irruzione in alcune abitazioni. Proprio nella serata di ieri se ne è verificato uno qui a San Polo di Piave, ma altri 4 nel comune di Ormelle e 3 nel comune di Cimodolmo. Quindi è proprio un'azione appunto diffusa che storicamente purtroppo si verifica in questa fase dell'anno. C'è anche chi ha deciso di postare sui social le immagini dell'irruzione di uno sgradito visitatore nella propria abitazione. Si vede quando salta il cancello indisturbato e poi entra in casa. L'appello del sindaco. È fondamentale riuscire ad avere una rete capillare anche di occhi e di segnalazioni anche per le cose più semplici. Ecco, meglio una segnalazione in più piuttosto che una in meno. Violenza nei confronti delle donne, almeno 100 segnalazioni al mese, sono i dati che arrivano dalla provincia di Padova. Vittoria Osage, Roberta Siracusa, Tiziana Gentile. Non è stata certo una fredda ma leggera pioggia a fermare la cerimonia in municipio nella quale si sono ricordate per nome e cognome le donne vittime di violenza nel 2021. Una riflessione voluta dalla Commissione per le pari opportunità accompagnata dal malinconico suono di un violoncello.
Tanto sgomento come quello che suscitano i dati del Centro Veneto Progetti Donna per la provincia di Padova. 907 le donne che in tutto il 2020 avevano chiesto aiuto, già 950 al 31 ottobre di quest'anno, una media di oltre 100 al mese. È un numero positivo perché vuol dire che sempre più donne riescono a chiedere aiuto e a considerare il centro antiviolenza un punto di riferimento, un luogo protetto in cui potersi rivolgere e trovare il sostegno che desiderano. Chi aiuta finanziariamente queste strutture? Il Comune di Padova, spiega la Zanni, da sempre sostiene le case rifugio per le donne. Stato e Regione danno pochissimo. Parliamo di 25 centesimi al giorno da parte dello Stato e della Regione per ogni donna accolta, una cifra veramente ridicola se pensiamo al lavoro che ci sta dietro ad ogni donna accolta. L'Istat l'ha addirittura misurato in 82 ore all'anno e pensiamo insomma che le istituzioni, a partire dal nostro governo e poi alla Regione, chiunque, deve fare molto di più. Privati e aziende possono dedurre dal reddito le offerte al Centro Veneto Progetti Donna. Abbiamo diverse anche finanziamenti da enti privati, da fondazioni, da aziende che si spendono per questa tematica e ci sostengono sia economicamente ma anche attraverso proprio una rete nel territorio che riescono ad attivare, anche ospitandoci magari nei luoghi di lavoro per parlare della tematica e facendo sentire la loro vicinanza anche in attività di sensibilizzazione. Per noi è importante che sempre più persone ci stiano accanto e riconoscano che il fenomeno della violenza maschile sulle donne può essere affrontato solo in rete, solo insieme. Il 90% delle violenze denunciate dalle padovane proviene da relazioni intime, meno del 5% da sconosciuti, un altro 5% da colleghi e superiori di lavoro. Solo il 25% delle donne sporge denuncia. Ricordiamo che oltre al numero verde nazionale 1522, in provincia di Padova è attivo anche il numero 800 81 46 81. E contro la violenza sulle donne l'arte può suscitare emozioni forti, dare il via a una catena di solidarietà. Vi facciamo vedere un video realizzato anche con la collaborazione degli studenti dell'ente di formazione professionale Irigem di Rosà. Musica, danza e immagini, tre mondi che si incrociano e mandano un messaggio fortissimo in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E per renderlo ancora più incisivo questo messaggio si sono uniti l'amministrazione comunale di Rosà, l'ente di formazione professionale Irigem, la scuola di danza Casa Danza, la scuola di musica La Nota, i Carabinieri e tante altre associazioni locali. L'unione fa la forza, insomma, e la condanna della violenza si fa più forte. E per comunicare meglio queste emozioni, ecco un video con la giovane ballerina Rachele Bosa, accompagnata dal suono del violino di Veronica Zuleta. Lo scopo è richiamare la paura, la disperazione, la solitudine delle donne vittime di violenza. La danza termina con un gesto simbolico, la mano che si chiude in una richiesta d'aiuto, alla quale è l'intera comunità a rispondere, rappresentata da tante donne diverse che circondano la ballerina in un abbraccio simbolico per sottolineare la necessità di una rivoluzione culturale, per un cambiamento che fermi un fenomeno che non accenna a diminuire e che colpisce indistintamente in tutte le culture e in tutte le classi sociali. Noi ci fermiamo qui, siamo alle previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Perturbazione ancora in transito sull'Italia. Questo passaggio causerà al nostro territorio ancora una lieve instabilità. Ma vediamo il dettaglio di venerdì 26 novembre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso e coperto un po' dappertutto. Al mattino sarà pressoché asciutto. Con il passare delle ore saranno possibili delle precipitazioni discontinue via via più diffuse in serata. Quota neve in calo fino a 1000 metri sulle Dolomiti. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sui 4-6 gradi, massime sui 9-11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo grigio qui con piogge sparse e dentro seranotte via via più diffuse e anche intense. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo di fatto poche novità, nubi basse e nebbie, ma in serata arriveranno dei rovesci anche forti.
temperature minime intorno a 2-5 gradi, massime sugli 11 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.